Ben ritrovato Raffaele Padrone, che ormai è il nostro, diciamo così, esponente del appunto sindacato della polizia, della UGL. Abbiamo sentito, avevamo già affrontato la settimana scorsa il discorso proprio della chiusura dei locali. Io vorrei sentire proprio da parte sua, poi parleremo anche ovviamente di altro. È arrivata questa mazzata per una discoteca, questa volta è la discoteca Cursal, quindi una discoteca vicino alla nostra realtà. Serviva a prendere un provvedimento secondo lei di questo tipo? Ben ritrovati, ma avevamo detto proprio, ci eravamo lasciati con questo argomento la settimana scorsa. Il Questore ha attuato una disposizione che esiste, 1931, codice, il testo unico di leggi di pubblica sicurezza, circolare nuova del ministro Alfano, e quindi lui ha deciso secondo la norma. Ma e allora no, nessuno lo ecco, Padrone, moralmente parlando, nessuno lo può attaccare sulla norma, poi sarà la magistratura, perché questi sicuramente faranno ricorso, sarà la magistratura che dovrà modificare questo. Se invece parla il parere mio, sì, il mio parere è quello che ho detto l'altra volta. Non c'è luogo dove non si può prendere la droga, cioè, voglio dire, se lo spacciatore si trova davanti alla chiesa, e la droga si prende davanti alla chiesa. Quindi fare e attuare questo discorso della chiusura per paura della droga è assurdo, no? Poi magari viviamo nei casi eclatanti come questo ragazzo che è morto l'altro giorno, dopo l'autopsia è stato riconosciuto che aveva una grave malformazione del cuore, e quindi gravissima, che l'ha portato alla morte, e quindi non era la droga. Ecco, allora, a prescindere da tutte queste cose, non si possono chiudere discoteche, non si possono chiudere locali. Il direttore la settimana scorsa diceva: allora, siccome succedono incidenti in strada, chiudiamo le strade. Cioè, allora, se dobbiamo ricorrere alla droga non vado in discoteca. Io dicevo questo: lasciamo che si droghi chi vuole drogarsi alla maggiore età. Allora, se abbiamo paura che in discoteca entri il minore, facciamo una legge, una norma che il minore non può entrare in discoteca, e almeno questo, certo, dentro la discoteca non si drogherà fuori. Padrone, rimaniamo in tema di sicurezza, perché a Trieste, notizia di ieri, arriveranno le unità appunto speciali della polizia per combattere il terrorismo, come naturalmente sono già arrivate a Padova e nelle grandi città. La polizia, secondo lei, è abbastanza equipaggiata per far fronte a un pericolo che potrebbe essere imminente, quello dell'ISIS, del terrorismo? Ma questa è una disposizione del Ministero dell'Interno ancora di quest'inverno, tant'è che sono stati formati degli istruttori che sono poi quelli che stanno praticamente insegnando ai colleghi queste disposizioni, queste accortezze sull'antiterrorismo, contro il terrorismo. Il problema è che è un altro specchietto per le allodole, caro direttore. Perché? Perché parla di corsi che devono fare persone che hanno massimo 40 anni. Primo, mancano le persone, perché siamo 22.000 unità in meno solo nella Polizia di Stato, e tanto così nei Carabinieri quanto nella Guardia di Finanza. Adesso ce ne daranno 1.000, c'è un regolamento nuovo. Quindi, prima mancano le persone. Secondo, voglio vedere chi adesso in polizia, prendiamo una città come Pordenone, quante persone hanno 40 anni in polizia? Mi fa contano forse nel dito di una mano. Dopo 30 anni queste cose mi fanno ridere, queste attività di corsi mi fanno ridere. 3 settimane di corso a Spinacceto, va bene? 3 settimane di corso a Spinacceto, che costano, vabbè, però il corso si fa lì, la scuola è grande. Io voglio dire, secondo lei noi dobbiamo stare tranquilli per questa attività di antiterrorismo? Primo, cosa fondamentale, adesso solamente i capoluoghi di regione attuano questo sistema. Se arrivano a Trieste, questa non è una notizia che non la conosco, però se arrivano a Trieste sono i primi formati di 3 settimane, benissimo. Poi sarà esteso a tutti chiaramente le questure delle province d'Italia. Lei si pensi che con la carenza di personale che abbiamo noi, se dovessero arrivare, perché sono unità da 10 persone, primo, che devono essere equipaggiate con strumenti idonei, quindi macchine nuove, certo, armi in dotazione nuove, secondo lei un questore
in una città come Pordenone, dove da qua a 5 anni mancheranno 100 agenti che vanno in pensione, ne mancano già 68, il questore quando arrivano 10, prendono 10 persone, li tolgono dagli uffici, li tolgono dalle volanti per cosa fare? Per metterli a fare lo stesso servizio che fa H24 una volante? Allora o disprezziamo l'attività delle volanti, e mi pare che le volanti a Pordenone si comportino in una maniera non degnamente, di più, fanno di più, va bene? Perché tutti hanno un'età superiore ai 44-45 anni e quindi lavorano H24, fanno gli arresti, li vediamo, vabbè, poi la magistratura ce li butta fuori, ma non è queste cose. Lei si pensi se il questore può oggi a Pordenone prendere 10 persone e fargli fare il medesimo servizio che devono fare. Allora, mentre in una città forse come Milano, Firenze, Roma, Torino, dove l'età comunque è leggermente inferiore, per gli appartamenti della Polizia di Stato è inferiore, forse 10 unità fanno più o meno, però fanno lo stesso servizio, cioè non è che fanno qualcosa di particolare, sono quelli che devono intervenire in caso di, ma anche gli altri intervengono in caso di. Allora è sempre lo specchietto per la lodole, cioè a me mi fanno ridere queste cose. Scusate, io guardi, dopo 30 anni che faccio questa cosa, ne sento di tutti i colori. Ogni volta specchietto per la lodole. Si vede che non dovevano chiudere alcune scuole, si sono inventati questa bella cosa e così la scuola va avanti, così il personale rimane là e andiamo avanti così. Grazie per il suo contributo, Raffaele Padrone, grazie.